sono occupati, e lui chi sono occupati, signora? No, perché Qui per favore, non è un problema. Se no qui. qualcuno, Giada? Guarda dove vai. Giada. Si vede meglio. Erano al posto giusto. Io sono fatto. No, è venuto la frase. No, è venuto la porta. Da queste parti dobbiamo andare. Sono qua. Vieni qua, Marco. Ah, perché c'è lo stato in mezzo. Che c'è?
Beh, aspetta, facciamo perché una qua. Bloccare lo spazio.
perché ancora usato anche se non mi sarebbe concesso. A che ora si fa? 20 e 30, 20 secondi. Due carriere per l'ultimo cavo che sta con Dove è andata?
io ho fatto Ma tu stai davanti via alla tavolina? No, no, non stai davanti. Vado a cercare. Non sta dopo lui lì. Sì, dove sta staccata? Adesso vado a scegliere di scrivere io, va bene? Mando la posizione. Vai. L'ho parcheggiata e dopo in casa per l'ingresso.
Buonasera a tutti voi. Grazie della vostra presenza. Saluto tutte le autorità intervenute e le tante associazioni qui presenti. Benvenuti al tradizionale concerto della Banda Filarmonica di Vergnacco e della sua banda giovanile. Quest'anno il titolo scelto per la serata è Cartoline dal mondo, perché faremo insieme un vero e proprio viaggio verso mete lontane. Buonasera a tutti, ebbene sì, gentile pubblico, per viaggiare, come ben sapete, ci sono diversi modi, anche solo con la fantasia. Ad esempio, dopo aver riascoltato una melodia o annusato un profumo che ci suscita dei ricordi, oppure dopo aver ricevuto una cartolina. Stasera immaginiamo di ricevere tante cartoline da posti diversi che con le immagini e con i testi accompagnati alle musiche ci faranno attraversare tempo e spazio verso terre lontane. Per viaggiare, l'uomo ha inventato diversi mezzi di trasporto che nel corso della storia si sono evoluti e sono diventati sempre più numerosi. Proprio i mezzi di trasporto hanno ispirato i brani della nostra banda giovanile che aprirà la serata. Quindi, Gabriele, cosa dici? Sei pronto a partire? Assolutamente sì. E voi pubblico siete pronti a partire? Avete allacciato le cinture? E cosa più importante di tutte, avete spento i cellulari? Allora accogliamo con un grande applauso la banda giovanile di Vergnacco. Ecco la formazione della banda giovanile di Vergnacco diretta dal maestro Andrea Bassi. E dove ci porta il maestro Andrea? Ci porta a fare un giro in bicicletta, no? Infatti in primavera, in estate, cosa c'è di meglio di un giro in bicicletta con gli amici o con la propria famiglia? La bicicletta è un mezzo di trasporto unico, amato da uomini e donne, grandi e bambini. Inventata in Francia nel 1791, ha rivoluzionato il concetto di spostamento, rendendolo più rapido e più accessibile. Sebbene abbia perso di popolarità con l'avvento delle automobili, sta vivendo una rinascita, favorita anche dalla crescente consapevolezza dei benefici legati ad uno stile di vita sostenibile. Il brano Bicycle Race del compositore Andrew Ballen celebra la bellezza di un giro in bicicletta immerso nella natura. I suoni caratteristici della bicicletta, trasformati in strumenti a percussione, conferiscono a questa composizione un'atmosfera spensierata e divertente, simile all'emozione di un affascinante giro in bicicletta. A voi, Bicycle Race! Buon ascolto!
17 dicembre 1903 il mondo iniziò a rimpicciolirsi, quando nella cittadina di Kitty Hawk riuscì il primo volo di un aeroplano, un'invenzione destinata a rivoluzionare i trasporti e il concetto di viaggio. L'esperienza del viaggiare in aereo incarna la magia della libertà e della scoperta. Salire a bordo di un aereo è come aprire le ali dell'immaginazione e superare confini geografici in modo rapido ed emozionante. La sensazione di librarsi tra le nuvole, al di sopra delle preoccupazioni quotidiane, aggiunge un tocco di avventura e anche di leggerezza al viaggio. Highlights from Planes del compositore Michael Brown è un abile adattamento per banda giovanile della colonna sonora del film d'animazione Disney Planes, composta da Mark Mancina, che riesce a tradurre in musica tutta la bellezza del viaggio in aereo e le emozioni che esso trasmette. Buon volo con Highlights from Planes.
Beh, complimenti alla banda giovanile di Vergnacco e anche al maestro Andrea Bassi, al quale insieme alla sua banda possiamo dedicare ancora un nuovo applauso. Questo brano è stato proprio emozionante. Bravi tutti ragazzi. E andiamo verso il prossimo brano, no? Ci sono tanti modi per esplorare il mondo, ma uno dei migliori, e forse il più romantico, resta il treno. Le locomotive hanno ispirato opere cinematografiche, composizioni musicali e libri indimenticabili, diventando spesso protagoniste di momenti cruciali nella storia. Nel 1862, durante la guerra civile americana, un gruppo di 22 uomini guidati da James Andrews si imbarcarono in una missione impossibile: rubare una locomotiva chiamata The General e distruggere le linee ferroviarie tra Atlanta e Chattanooga, interrompendo così i rifornimenti delle truppe confederate. L'impresa, nota come The Great Locomotive Chase, è diventata una leggenda americana. Il brano omonimo di Robert W. Smith cattura perfettamente l'essenza di quegli straordinari eventi. Attraverso l'uso sapiente degli strumenti e la ricerca di particolari effetti sonori e ritmici, il brano permette all'ascoltatore di vivere l'esperienza di un intero viaggio in treno. Ed ora, The Great Locomotive Chase.
Adesso un attimo di pazienza che chiudiamo il sipario e lasciamo un attimo. Sì, ma possiamo approfittare ancora qualche istante. Ecco qua, mi fare ancora un caldo applauso a questi bravissimi ragazzi che stasera ci hanno veramente portato. Dicevamo, no? Questi ragazzi questa sera ci hanno veramente portato via sulle ali della fantasia e ci hanno fatto vivere un pochino, vero che era quell'esperienza del viaggio, no? Mentre la banda titolare, no? Sentite che c'è un po' di trambusto qui dietro, si sta sistemando sul palco, no? Adesso inizierà a prendere posto, inizia la seconda parte del nostro spettacolo. Abbiamo il piacere di raccontarvi qualcosina in più sulla nostra realtà. L'anno appena trascorso, infatti, è stato molto intenso per entrambe le formazioni, tant'è che anche Blue Energy ha riconosciuto la validità dei progetti che sono stati proposti e portati a termine dall'associazione e le ha conferito infatti un premio molto molto importante, vero? Esatto. È stato poi l'anno della Dunata Nazionale, svoltasi a Udine, e cogliamo l'occasione di salutare gli alpini presenti in sala e il presidente Dante Seravito De Franceschi, che ha visto i suonatori particolarmente impegnati nelle vesti di fanfara sezionale dell'ANA di Udine. Nel cartellone infatti di Aspettando la Dunata il gruppo ha tenuto ben 5 concerti nei diversi teatri della regione, oltre ad aprire le cerimonie ufficiali del passaggio delle bandiere di guerra e sfilando poi numerosi nella domenica. Per l'occasione anche la banda giovanile ha assunto il doppio ruolo di fanfara giovanile sezionale, esibendosi sia nei 5 concerti sia partecipando poi alla grande sfilata. Lo scorso anno la banda giovanile ha partecipato anche a diverse rassegne di bande giovanili in regione, a Vallasone, qui a Remugnano e a Madrisio. Nel mese di agosto si è svolto, come di consueto, il centro estivo musicale, organizzato dalla Scuola di Musica di Bergnacco. A giugno, invece, per l'appuntamento fisso della Festa Internazionale della Musica, l'associazione ha organizzato a sua volta una rassegna di bande giovanili qui ed una lezione concerto con ospiti i corni delle Alpi svizzere. Quindi è stato davvero un anno intensissimo. Sì, un anno intenso,
palinsesto molto ricco, ma soprattutto che ha portato anche proprio a collaborare, no? Fra le varie persone, le varie realtà. È stato proprio un anno che ci ha fatto anche scoprire nuovi rapporti, è stato un viaggio all'interno del nostro territorio, vero Piera? Assolutamente, è stato un bel momento. Poi come avete visto c'è anche come sfondo, c'è anche una proiezione multimediale che state vedendo e quindi di questo dobbiamo ringraziare Monica Guglielmin che ha curato appunto tutta questa parte. Eh sì, siamo quasi pronti, sentite qui dietro fervono le prove, c'è questo suono che sembra il rombo di un aereo e noi adesso siamo pronti a partire per il nostro nuovo viaggio. E adesso ecco a voi la banda filarmonica di Vergnacco. Iniziamo con il primo brano. Il compositore boemo Antonín Dvořák nacque nel 1841 in una cittadina vicino Praga e sin da giovanissimo viaggiò molto per guadagnarsi da vivere con la musica. Da compositore affermato trascorse lunghi periodi della sua vita in Inghilterra, Germania e Russia e si trasferì negli Stati Uniti tra il 1892 e il 1895 come direttore del Conservatorio Nazionale di New York. Tutta l'Europa, scusate per questa interruzione, tutta l'Europa, dicevamo, era incuriosita dalle novità che arrivavano dall'America, così come lo stesso compositore, che rimase affascinato dalla musica autoctona americana, dagli spirituals degli afroamericani, dalla musica dei nativi e dal progresso delle nascenti città americane. Tutte contaminazioni che provò ad inserire nella sua Sinfonia numero 9, opera 95, conosciuta anche come Dal Nuovo Mondo, anche se il clima dell'opera rivela inconfondibilmente le sue radici europee e ceche. La banda eseguirà una trascrizione del secondo movimento, il tempo più lento della sinfonia, celebre per la triste melodia dal sapore tipico delle colonie dei Neri d'America, originariamente affidata al corno inglese. Con questo brano vogliamo rievocare nel nostro pubblico quel fascino che questa sinfonia ha subito suscitato ai primi ascoltatori europei, facendo viaggiare con la mente verso quei territori così lontani e carichi di mistero, fascino e suggestione. Eseguito dalla Filarmonica di Vergnacco, a voi il lardo dalla Sinfonia del Nuovo Mondo. Dirige la banda di Vergnacco il maestro Giorgio Cannestrà.
Composto originariamente per uno spettacolo musicale e teatrale, Oriental Postcards è un brano originale per banda composto dal giovane compositore svizzero Etienne Creusot e costituito da 3 variazioni su un tema, avente uno spiccato carattere orientale, presentato in 3 modi diversi, come se fossero delle cartoline spedite dall'Oriente. In From Egypt il tema è presentato ricco di contrasti, prima dagli ottoni e poi dai legni, tramite una fanfara maestosa e nobile che simboleggia la grandezza delle piramidi e il potere dei faraoni, mentre in From the Desert sono le percussioni ad avere un ruolo importante in una sorta di danza che evoca la magia di uno sterminato deserto. Nell'ultima parte, From the Orient Express, il tema è presentato tramite una linea gioiosa e leggera che invita a salire a bordo del famoso Orient Express, il lussuoso treno di lunga percorrenza che collegava sin dal 1883 Parigi a Costantinopoli, l'odierna Istanbul, e oggi riproposto in veste moderna nella tratta Londra-Venezia. L'affascinante treno, inoltre, è apparso in libri e film come luogo di intrighi e di misteri. Il finale del brano, brillante e veloce, chiude il viaggio con un sontuoso spettacolo pirotecnico.
L'esercito di terracotta è un insieme di statue collocato nel mausoleo del primo imperatore cinese Qin Shi Huang, che si trova nella città di Xi'an. Si tratta di un esercito simbolico, realizzato tra il 246 e il 206 a.C. e destinato a servire il primo imperatore cinese nell'aldilà, lo stesso che fece costruire la grande muraglia cinese. Scoperto fortuitamente nel 1974 da un contadino durante lo scavo di un pozzo, il grande mausoleo conserva statue in terracotta di 8.000 guerrieri, 18 carri di legno e bronzo e 100 cavalli, fedele replica a grandezza naturale dell'armata che contribuì ad unificare la Cina. Le statue sorprendono per il loro realismo nei dettagli e per la varietà di posizioni delle mani e del corpo, dalle quali gli studiosi hanno potuto immaginare varie tecniche di combattimento dell'epoca, di fanti, alabardieri, arcieri e balestrieri, e per la sua straordinaria importanza è stato riconosciuto nel 1987 come bene protetto dall'UNESCO. Il brano, che adesso andremo ad ascoltare, si apre con un breve e lamentoso canto popolare che evoca i guerrieri dal loro sonno secolare. La musica poi cambia minacciosamente, mentre le statue prendono vita, marciando in avanti con le armi in bella mostra. Per l'esecuzione di questo brano sono stati appositamente costruiti da nostri amici e collaboratori due particolari ed inconsueti strumenti a percussione, quali la marching machine e il break drum, fondamentali per conferire il carattere richiesto dal compositore. Con questo brano vi portiamo simbolicamente in viaggio alla scoperta di quello che è il più importante sito archeologico della Cina e del fascino degli albori del suo periodo imperiale. Dirige il maestro Giorgio Canistrà.
Grazie a Monica e Francesco per aver dato il loro prezioso contributo e non solo con la Marching Machine. E ora veniamo al prossimo brano. Parigi non è stata costruita in un giorno e oggi è il prodotto di varie epoche che si sono fuse insieme per formare il patrimonio incredibilmente affascinante che possiamo ammirare. Ma la Belle Époque è stato indubbiamente uno dei periodi più iconici della sua storia. Dalla fine del XIX secolo all'alba della Prima Guerra Mondiale, infatti, è stata segnata da progressi di ogni genere e rimane un periodo festoso nell'immaginario collettivo. Le grandi esposizioni universali hanno inoltre contribuito a favorire la costruzione di grandi opere come la celebre Tour Eiffel. Uscito nel 1970, il film d'animazione Disney Gli Aristogatti è ambientato proprio in una vecchia Parigi di inizio Novecento, dove Duchessa e i suoi gattini, tra varie peripezie, vivono nella lussuosa villa della sua padrona, donna dell'alta società parigina, amante dell'arte, della musica e anche delle buone maniere. Tra le più celebri scene di questo iconico musical c'è quella in cui Romeo e Duchessa si dichiarano sui tetti di Parigi, famosi per la loro caratteristica copertura di zinco e l'indimenticabile canzone in cui i gatti jazzisti, amici di Romeo, suonano e cantano, spiegando perché il jazz sia così coinvolgente e accattivante. 50 anni dopo, non solo il film è ancora perfetto, ma merita, proprio per la sua eccellente parte musicale, un posto d'onore nella filmografia di ogni buon appassionato di musica. Con i 4 brani tratti dal mondo Disney che troverete nel programma, abbiamo voluto anche noi rendere omaggio al più antico e celebre studio di animazione al mondo ancora in attività, nel loro centenario di fondazione appena conclusosi. E iniziamo questo viaggio portandovi con la fantasia nella Parigi di inizio secolo a suon di jazz. Buon ascolto!
Ora vieni con me verso un mondo d'incanto. Così inizia Il mondo è mio, una delle più romantiche canzoni Disney dal film Aladdin, in cui il ladrunco di Agra, fingendosi il principe Ali Ababwa, porta la principessa Jasmine alla scoperta del suo magnifico regno che mai aveva conosciuto, costretta a rimanere rinchiusa nel suo palazzo. In un fantastico volo sul tappeto volante, Jasmine scopre quanto sia bello viaggiare e le tante meraviglie che aveva proprio fuori casa. Quello che scoprirai è davvero importante. Il mondo è tuo. Con quelle stelle puoi giocare. Sono alcune delle frasi con cui Aladdin sottolinea la bellezza della scoperta del mondo. E Jasmine, meravigliata, gli risponde: il mondo è mio, ti sta a sorprendere se vuoi. Se salgo fin lassù e guardo in giù, che sensazione dolce nasce in noi. Questo brano per sottolineare l'importanza di esplorare il mondo che ci circonda. È un momento di riflessione sulle emozioni che ogni viaggio ha suscitato in noi. Non c'è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato 20 volte la forma del suo pensiero e della sua vita, diceva il poeta francese dell'Ottocento Alphonse de Lamartine. Alla scoperta dell'immaginaria città di Agra, il cui palazzo si ispira al mausoleo indiano del Taj Mahal, una delle 7 meraviglie del mondo, a voi il mondo è mio. Quella voglia di viaggiare irrefrenabile, quel desiderio irresistibile di partire e di esplorare luoghi sconosciuti, sarebbe, secondo alcuni recenti studi, scritta nel DNA.
Si chiama sindrome di Wanderlust, la malattia che spinge il giramondo a non stare mai fermi. E sarebbe il gene DRD4 e l'eccesso di dopamina, adesso associato, ad aver spinto l'uomo preistorico ad uscire dalla propria zona di comfort e ad esplorare territori nuovi, per trovare cibo, compagni e riparo. Oggi queste esigenze di sopravvivenza sono superate, ma questo background biologico continua ad influenzare la voglia di viaggiare e ciò spiega perché alcuni percepiscono un viaggio come qualcosa di eccitante, mentre altri lo considerano al contrario terrificante. Chissà se anche Ariel nel film Disney La Sirenetta avesse questa caratteristica genetica, in quanto anche lei, spinta da una folle curiosità di esplorare la terraferma e conoscere le abitudini degli umani. Nella celebre canzone In fondo al mar, che ora andremo ad ascoltare, l'aragosta Sebastian prova a convincere con insistenza Ariel che è meglio rimanere nel suo mondo, l'oceano, cercando di preservarla dal grande pericolo che percepiva nell'uomo, ma dal quale Ariel era incuriosita ed attratta. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mar è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? Una delle frasi celebri di Sebastian. Ne nascerà un accattivante calipso dal ritmo caraibico ambientato nei fondali delle Isole Vergini, colonie danesi di inizio Ottocento, che adesso andremo a riscoprire tra le sue straordinarie meraviglie di flora e fauna, accompagnati dal montaggio video tra film originale e recente live action. Buon ascolto. Dirige il maestro Giorgio Canestrano.
Sambeando si traduce letteralmente in ballare la samba, o come direbbero molti, festeggiare tutto il tempo. La samba è senza dubbio la forma di musica brasiliana più conosciuta in tutto il mondo ed è diventata un'icona dell'identità nazionale brasiliana. Con le sue radici in Africa, i ritmi emozionanti e intricati della samba sono contagiosi e assumono molte forme dei vari ritmi popolari che hanno avuto origine dai tamburi. La samba per il popolo brasiliano è vista come espressione musicale della città di Rio de Janeiro ed è così radicata in ogni brasileiro tanto da celebrarne la giornata nazionale della samba il 2 dicembre di ogni anno. Inoltre, a febbraio, per 5 giorni si tiene una delle celebrazioni del carnevale più grande del mondo, nella quale i visitatori possono ammirare le numerose scuole di samba che competono tra loro con carri a tema, elaborati costumi e musica originale. E allora, accompagnati da questa composizione originale per banda, lasciamoci trasportare nel magico mondo della samba, del carnevale e dal fascino che un viaggio in Brasile sicuramente suscita. Buon ascolto!
Siamo sicuri che il nostro viaggio fino a questo momento vi sia piaciuto molto, siete in tantissimi e vi ringraziamo tanto per la vostra calorosa partecipazione. Prima di ascoltare l'ultimo brano, attendiamo che i nostri collaboratori completino l'allestimento del palco pian pianino e approfittiamo anche insieme per presentarvi e per raccontarvi un pochino la bella mostra che è stata allestita nel foyer d'ingresso. Qualcuno di voi sicuramente l'ha già intravista e in parte anche qui all'interno vedete che ci sono tanti richiami, tanti oggetti che ci raccontano, no? Chi non ha avuto il tempo di vederla potrà farlo sicuramente anche al termine del concerto, ci sarà tutto il tempo che desiderate, ma vi invitiamo a soffermarvi sui dettagli che ci portano indietro nel tempo e ci trasmettono tutta la poesia del viaggio. Ci sono le biciclette fuori che non sono certo nuovissime, c'è una bellissima Vespa e ci sono anche tanti souvenir legati a una passione per i viaggi che alla fine della fiera un po' tutti noi abbiamo sotto sotto. Facciamo davvero i complimenti a chi ha allestito, a chi ha cercato tutti questi pezzi e a chi li ha prestati soprattutto e collabora con tanta passione insieme alla nostra Filarmonica di Vergnacco. Questa mostra è stata voluta proprio per arricchire ancora di più la serata e io vi chiederei un grande applauso per tutte le persone che collaborano attivamente. E in tantissime sono anche qui nel pubblico proprio ad ascoltarci stasera e a darci manforte, per cui grazie di cuore a tutti quanti. Vi ricordiamo anche che grazie alle tante associazioni proprio che abbiamo qui nel Royale come la Filarmonica possiamo proporre un calendario di eventi molto ricco e vi invitiamo a tal proposito ad iscrivervi alle newsletter del Comune di Reana e del Royale e a seguire le pagine Facebook di Informa Royale e della Filarmonica di Vergnacco per le tante attività che troverete nel corso dell'anno. C'è anche un canale YouTube della Filarmonica e questa sera siamo in diretta anche su questo canale che si chiama Overland Channel e ne approfittiamo anche per salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo adesso da casa e che avranno poi l'opportunità di vederci in seguito nella registrazione. A questo punto, visto che la serata insomma è entrata nel vivo, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti anche dell'amministrazione. E approfitto per chiamare qui vicino a me il sindaco Anna Zossi, prego Anna. Scusate, saluto così, ma è tanto che non ci vedevamo, abbiamo approfittato. E anche il consigliere regionale Edi Morandini. E lascio la parola prima ad Anna e poi a Edi per un loro breve saluto. Grazie Gabriele, grazie Piera perché sono loro i presentatori di questa serata che io in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale questa sera assieme agli amministratori presenti, alle autorità che credo condividano il mio pensiero, voglio dire proprio grazie alla Banda Filarmonica di Vergnacco per questo viaggio che ci avete fatto fare. È stato emozionante. E vorrei dire, riprendendo le parole che avete messo in volantino di Mark Twain, esplora, sogna, scopri, aggiungerei stupisciti. Perché? Perché la vita ci permette di fare sempre tante esperienze e in queste esperienze, al di là di esplorare, di vivere, di gustare, potremmo metterci tantissimi verbi, ma soprattutto mi sento di dire stupiamoci, perché possiamo stupirci di quello che ci circonda, anche di elementi che a volte ci sfuggono e che magari nel momento stesso in cui noi li incontriamo ci permettono di vivere un'emozione che fino a quel momento non avevamo potuto vivere, ma anche stupiamoci di noi stessi, perché non è scontato quello che ogni giorno possiamo vivere. Non è scontato soprattutto nel mondo in cui viviamo, quindi mi sento di
volervi dare questo messaggio. Si esploriamo, si viviamo, si godiamo dei momenti che quotidianamente ci vengono proposti e soprattutto stupiamoci. Questo stupore credo che questa sera l'abbia assolutamente dimostrato la banda filarmonica di Vergnacco assieme al gruppo giovanile, che anche dalle vostre parole abbiamo visto che ha avuto un 2023 importante. È un 2023 che l'amministrazione, come prima anticipavo qua presente, ha voluto ringraziare con dei contributi importanti che sono stati dati a questa realtà associativa del territorio, una delle tante. Abbiamo tante realtà associative importanti su questo territorio che fanno gruppo, che fanno comunità, che fanno esperienza, e anche a loro quest'anno abbiamo riservato un contributo che si aggira attorno ai 5.500 euro, quindi questo è per dire grazie a loro per quello che è stato il loro 2023 e per anche dimostrare di essere vicini per il prosieguo, quindi per questo 2024. Io dico grazie al Presidente Soravito perché credo che la donata di Udine di quest'anno, per chi di noi ha partecipato, sia indimenticabile. Per me lo è stato ed è stato anche grazie a loro, quindi io sono orgogliosa di rappresentare questa comunità, di averla rappresentata soprattutto nel 2023 appena trascorso. Perché? Perché siamo stati lì e siamo stati parte attiva di questa manifestazione. L'ultima parola a voi che avete accolto l'invito a questa sera e quindi siete molto numerosi. È bellissimo vedere una platea così ricca di persone che sono state silenziose e attente a quello che abbiamo ascoltato e quello che abbiamo visto. Quindi spero di rivedervi presto in questa struttura, di rivedervi presto ad ascoltare sia questa banda ma anche tutte le altre proposte che vengono presentate molto di sovente a questa amministrazione, perché questo spazio è uno spazio che piace, fa calore, fa comunità e fa casa, quindi grazie davvero per essere qua, ricordatevi di seguirlo come diceva prima Gabriele, e anche grazie all'amministrazione regionale che qua è rappresentata sì da Edi Morandini ma anche dalle realtà associative regionali che fanno capo alle bande, che dopo, per non essere ripetitiva, ricorderete sicuramente voi, quindi grazie davvero per la presenza e per il sostegno che date a questa realtà. Buona serata a tutti, a presto. Ringraziamo Anna Dossi, sindaco di Reana, e lasciamo la parola ad Edi Morandini, consigliere regionale. Grazie Gabriele. È un piacere, un onore portare il saluto all'amministrazione regionale in una serata bella e importante come quella di questa sera. No? Anch'io saluto tutti, l'amministrazione comunale e anche le altre amministrazioni, gli altri amministratori dell'amministrazione comunale di Reana che è qua in forza, e anche gli amministratori anche dei comuni limitrofi. Vedo il vice sindaco di Tarcento Luca Toso, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, i rappresentanti dell'ABIMA, tutte le associazioni del Royale e dei comuni vicini che sono presenti e che fanno vedere e che con la loro presenza testimoniano quella che è la coesione e l'unione fra le associazioni del nostro territorio. Anna ha usato una parola che avevo pensato anch'io prima, quella dello stupore, ma perché? Giustamente tutto quello che hai detto, però anche quest'anno la banda di Vergnacco è riuscita a stupirci, non tanto per la qualità, perché quella la conosciamo già, sappiamo che come lavorano, quanto si impegnano e quanto bene suonano e quanto bene insegnano anche i giovani a suonare, che in questo anno di duro lavoro, di grossi impegni sono cresciuti in numero e anche probabilmente anche in qualità, ma stupirsi per la fantasia, per la proposta che si danno, perché non è facile ogni anno riuscire a trovare qualcosa di nuovo da proporre, qualcosa di così anche attraverso la mostra di così stupefacente. Quindi io ringrazio veramente di cuore la banda filarmonica di Vergnacco, che è anche fanfara della sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini, per quello che ha fatto in questo anno, che è stato impegnativo per tutti noi, però penso che abbia portato grossissime soddisfazioni.
per quello che fa quotidianamente con i ragazzi, con i giovani. Io dico sempre che tutte le associazioni sono importanti, tutte le associazioni fanno bene, però chi riesce a lavorare, a tenere vicino i giovani e i ragazzi fa un lavoro ancora più importante, perché è un lavoro sociale oltre che di educazione e di divertimento. Quindi grazie anche per quello appunto che fate con i giovani, e sono sicuro che il 2024 non sarà per niente meno impegnativo del 2023 e sicuramente vi darà e ci darà a tutti grandi soddisfazioni. Io approfitto, perché è la prima occasione dell'anno, per fare a tutti voi gli auguri di uno splendido 2024 e ci vedremo alla prossima occasione. Grazie mille. Potete accomodarvi. Grazie davvero, anche da parte mia. E ora concludiamo i saluti facendo salire qui sul palco il consigliere nazionale Ambima, il signor Eugenio Bordarino, accompagnato da Gabriele Marcuzzi, e chiamo più vicino a me anche la super presidente Agnese Vicco. Quest'anno abbiamo diversi suonatori che hanno raggiunto traguardi davvero importanti per i loro anni di servizio in banda, quindi consegneremo loro le spille di merito che l'Ambima riconosce appunto ai soci. Mi sposto giusto un attimo di qua. Consegniamo la spilla per i 10 anni in banda ad Adele Giambalvo. Sempre con 10 anni di banda, la spilla a Elena Gortana. Consegniamo per i 25 anni di banda la spilla a Jean-François Driussi. Raggiunto il traguardo di ben 35 anni di banda, Luigi Marchiol. Sono 35 anni anche per Daniela Romani. E concludiamo con una spilla davvero importante, 50 anni di banda, spilla preziosa per Paolo Beinat. Passo la parola al consigliere Bordarino per un suo saluto. Che porto saluto dell'Ambima nazionale, della giunta nazionale di cui mi onoro di far parte a questa importante manifestazione, ma consentitemi di dire che ormai penso sia la terza o quarta volta che partecipo
so che sono stato anche nell'auditorium o meglio nel teatro XVII perché avevate problemi logistici. Ma essere qui con voi, con la vostra banda, è un po' come una rimpatriata, ha il senso della famiglia, dello stare assieme, del piacere di stare assieme. Quindi complimenti perché riuscite a trasmettere queste emozioni che sono importantissime. La musica è emozione e di conseguenza sta a chi la esegue fare in modo che venga trasmessa a chi la sta a sentire. E voi avete fatto questa sera questo importantissimo evento. Complimenti veramente di tutto cuore. E poi volevo dire ancora una cosa, telegrafica, non porto via il tempo, che la banda è nell'ambiente comunale della frazione, in questo caso di Vergnacco, un momento importantissimo perché crea la cultura e noi abbiamo visto che questa sera voi riuscite a fare un tanto, per cui vanno i complimenti di tutto cuore per questa vostra brava e importante esecuzione. Grazie. Grazie al consigliere Bolgarino, lo ringraziamo della sua presenza e ora interviene la Presidente Agnese Mico per un suo ringraziamento. Grazie. Grazie anche da parte mia, buonasera a tutti voi, è veramente bello vedervi così tanti e soprattutto così attenti e partecipi, vedere un po' un pubblico di ogni età, quindi veramente grazie di cuore per la presenza affettuosa. Grazie. Abbiamo scelto il tema dei viaggi perché siamo un po' dei privilegiati, noi con la musica possiamo viaggiare con le emozioni, con la fantasia, come speriamo di aver fatto insieme a voi stasera, e noi possiamo anche viaggiare proprio nel vero senso del termine, fisicamente, portiamo un po' la nostra musica ogni anno in tante manifestazioni e anche in tante parti d'Italia. In questo anno che è appena iniziato avremo anche l'onore e la fortuna di fare un viaggio ancora più importante e per questo ringrazio sempre il Presidente Soravito De Franceschi perché potremo andare in Slovacchia. Sarà una trasferta importante a giugno che ci vedrà impegnati in un concerto dove portiamo proprio quella che è la bellezza della cultura, delle tradizioni italiane un po' nel mondo, a Poprad in questo caso. Permettetemi ora un grande grazie a tutti questi suonatori, grandi e piccini, perché veramente hanno dimostrato tanta passione, tanto desiderio di partecipare, di crescere, e si sono dedicati con costanza alle prove, è stato anche impegnativo, un applauso veramente a tutti loro. E sempre di pari spasso, come dico ormai ogni anno, il grazie a loro, ma il grazie anche alle loro famiglie. Vedo molte teste che annuiscono perché dietro a ognuno di loro c'è anche una famiglia che sostiene, supporta e a volte anche sopporta, perché chiaramente l'impegno delle prove porta via magari la persona che poteva essere a casa, però per una buona causa, quindi io vi ringrazio davvero tanto. Sarebbe facile per un presidente salire qua e magari vendervi quello che non c'è o darvi il fumo negli occhi, sparare grandi numeri. Io penso che quello che la banda filarmonica di Vergnacco è e quello che fa sia abbastanza lampante, sia sotto gli occhi di tutti durante tutto l'anno. Siamo una presenza ormai costante sia come banda che come scuola, come attività proposte sia nel comune che nel territorio limitrofo. E la cartolina che spero vi portate a casa di stasera è proprio questa immagine. In questo momento sul palco siamo in 52 e si va dai 9-10 anni fino ai quasi 90 anni. Quindi
è giusto che io faccia anche dei veloci ringraziamenti, perdonatemi se mi dilungo ancora un attimo. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono sia a livello psicologico, diciamo affettivo, anche con una pacca sulla spalla, e un grazie a tutti coloro che ci sostengono anche economicamente, poiché come ben sapete è importante anche questo aspetto. Quindi grazie alla Regione, grazie al Comune di Reana del Royale, come avete sentito, grazie ad Ambima e grazie a tutti gli enti privati, a coloro che ci hanno fatto diverse offerte, sia in forma anonima e sia con gli sponsor che vedete nei pieghevoli di sala, quindi la banca Credit Friuli, DG SNC Impianti Termoidraulici e Elettrici e Orzan Auto. Adesso arriva un applauso, grazie. È arrivato il momento di presentarvi i nuovi entrati nella banda titolare, diciamo la banda grande così chiamata. Questa occasione di inizio anno è proprio per presentare anche chi è riuscito a entrare a far parte dopo un periodo di studio della nostra realtà. Abbiamo una scuola di musica con sempre maggiori iscritti e dopo il percorso di formazione i ragazzi fanno un passaggio in banda giovanile e poi finalmente nella banda grande. Quindi vi presento subito al flauto Deborah Di Giovanni. Ai sax abbiamo Riccardo Dado. E Sofia Olivieri. Alla tromba Cristian Arena. Con piacere poi abbiamo anche delle persone adulte che non hanno seguito i nostri corsi, però hanno chiesto di poter far parte della nostra realtà perché gli è piaciuta e si sono aggregati quindi a noi partecipando attivamente ormai alle nostre attività, alle prove e ai servizi, e noi li accogliamo veramente con gran piacere. Anzi, se ci fosse anche qualcun altro che vuole aggregarsi, le nostre porte sono sempre aperte. E ve li presento anche loro. Abbiamo al clarinetto Gaspare Stallone. Al basso tuba Roberto Cimador. Fa già parte della nostra fanfara, suona l'imperiale già da anni, ma stasera ha debuttato con la tastiera Stefania Odorico. Grazie al nostro maestro che, come sapete, suona nella musica d'ordinanza della Brigata Alpina Giulia, è nata anche una bellissima collaborazione con i componenti della fanfara. Ci sono state delle occasioni in cui alcuni dei nostri suonatori si sono esibiti con la fanfara della Giulia e questa sera, come in molte altre occasioni, alcuni suonatori della Giulia hanno chiesto di poter suonare insieme a noi, hanno partecipato alle prove e vengono sempre con molto piacere, quindi io li ringrazio. Non li menziono uno a uno, ma se volete alzarvi, grazie di cuore. Eccoli. Ancora un attimo, sempre per rispettare la tradizione, siamo soliti in questa occasione dare un omaggio a tutte le musiciste donne. È un tema piuttosto attuale, purtroppo, per i brutti fatti di cronaca, ma invece per questa banda è una tradizione vecchissima, anche perché siamo stati, come sapete, la prima banda che ha introdotto in Friuli le donne nel complesso filarmonico, e abbiamo sempre avuto per loro un occhio di riguardo.
Una volta erano pochine, adesso sono tantissime, tra la banda giovanile e la banda grande, quindi non starò a dare questa sera una a una l'omaggio, altrimenti viene tardi, lo consegno simbolicamente a solo una di loro, poi in separata sede ci sarà per tutti. Abbiamo deciso di omaggiarle con una bottiglia di olio extravergine siciliano. L'olio è un prodotto prezioso, pregiato, frutto di tanto lavoro, di pazienza, e questo voi siete per noi. Abbiamo giovani donne, ragazze, mamme, donne lavoratrici, nonne, e credo che per una donna, oltre a mantenere la famiglia, partecipare anche alle attività di una banda sia qualcosa di veramente importante. Quindi a loro il nostro grazie, e chiamo simbolicamente magari forse Alexia, che è la più facilitata ad uscire. Alexia Pividori, il primo clarinetto. La bottiglia di olio, una paladina di tutte le donne. Grazie. Li ho lasciati tra gli ultimi, ma non certo per importanza. Vorrei ora ringraziare colui che è il cuore di tutto questo, colui che ha ideato tutto quanto, ci sta permettendo di crescere, di migliorare, ci sprona, ci insegna tante cose, non solo da un punto di vista musicale, ma devo dire anche culturale, perché ha una cultura grandissima, e io spero che lui non ci abbandoni mai. Lo ringrazio tantissimo, gli chiedo un grande applauso per il maestro Giorgio Pavistà. Ringrazio poi il maestro della banda giovanile. Mi piace particolarmente il rapporto che lui ha instaurato con i ragazzi, riesce a farli crescere, fare anche dei brani difficili e impegnativi come quelli di stasera, però divertendosi, e questa è una cosa bellissima. Quindi grazie al maestro Andrea Bassi. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nel dietro le quinte, anche per le foto, i video, per la preparazione di tutto, e ringrazio in particolare per l'elaborazione video Monica Guglielmin, che invito per un applauso finale. Tra questi un grazie speciale a Claudio Basti, che è sempre presente. E tenuto per ultimi, Piera e Gabriele sono i nostri presentatori, bravissimi e bellissimi, ormai richiesti da tanti palcoscenici. Presto li vedremo a Sanremo. Grazie di cuore a Piera Zerovello e Gabriele Marcucci. Ringraziamo te Agnese, grazie davvero, sei veramente incredibile, quindi veramente grazie. Assolutamente sì, siamo noi a ringraziare voi per averci accolti così calorosamente. Riflettete proprio lo spirito che ci vuole per fare musica e fare qualcosa di bello insieme, per cui facciamo ancora l'ultimo applauso tutti insieme alla banda unita. Come vedete, mentre noi parlavamo, mentre ci raccontavamo, no, un pochino di quella che è la nostra realtà, il palco si è popolato ancora di più. Sono in tantissimi, le due formazioni si sono unite e stasera per la prima volta suoneranno insieme. Voi non avete idea dell'emozione che abbiamo anche noi, vero? Ed eccoci giunti qui proprio al termine del nostro immaginario girovagare per il mondo, nel quale abbiamo avuto occasione di scoprire alcune delle sue tante meraviglie. È una doverosa riflessione su quanto straordinario, unico e fragile sia il pianeta che ci ospita e sul fatto che ormai da decenni ci lancia segnali d'allarme e di aiuto dinanzi alla cieca avidità
e alle ambizioni senza limiti, che hanno portato l'uomo a sfruttare le risorse naturali senza pensare alle conseguenze negative che ciò può comportare per il fragile ambiente che ci circonda. L'ultimo brano in programma è I colori del vento, canzone tratta dal film Disney Pocahontas, un vero e proprio inno alla bellezza della natura e all'importanza di vivere in armonia con essa, e sottolinea come l'ambiente sia un tesoro da proteggere e che gli esseri umani dovrebbero comprendere il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema di cui fanno parte. Pocahontas, figura storica realmente esistita, è la principessa della tribù indigena algonchina e si innamora del colono inglese John Smith quando, nel 1607, sbarca nell'attuale Virginia. Si affronta così il delicato e sempre attuale tema del conflitto tra il desiderio di progresso e lo sfruttamento della natura. Il film del 1995 ha contribuito infatti a introdurre e sensibilizzare una nuova generazione di spettatori su temi ecologici e sull'importanza di prendersi cura nell'ambiente in cui viviamo. Non a caso abbiamo deciso di eseguire questo ultimo brano insieme ai ragazzi della banda giovanile in un unico grande organico e scelto di proiettare il video originale con anche il testo della canzone affinché possiate apprezzare il connubio tra testo, musica e immagini. A voi la Filarmonica di Vergnacco insieme ai ragazzi della sua banda giovanile dirige il maestro Giorgio Cannistrà.
il maestro ci dice che ci concedono un bis e rifanno l'esercito di terracotta.
Bravi davvero. Io credo che questa serata vi sia davvero piaciuta e spero che vi portiate a casa delle bellissime emozioni e un bel ricordo. E spero che vi abbiamo fatto venire voglia di viaggiare. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie alla banda di Vergnacco, alla banda giovanile, a tutti voi che ci sostenete, grazie, grazie, grazie di cuore. E arrivederci alla prossima tappa del nostro viaggio. Grazie, buona serata.